Voglio un bacione a Forza Napoli, sempre, nonostante la delusione. Ieri stavo un po' troppo nervoso, troppo, ma ciò non toglie che ci sono ancora per la delusione dei 3 punti mancati e della figuraccia che abbiamo fatto, che giochiamo e non facciamo risultato, e questo non va bene. Questo video voglio ricordare solo e dare il mio tributo a un grande uomo che per colpa del presidente, perché posso dirlo, perché so le cose certe e so di cosa sto parlando, per colpa del presidente un certo Paolo Cannavaro se ne è dovuto andare da Napoli, perché addirittura, se vi ricordate bene, quando sbagliò, mi sembra contro l'Udinese, non mi ricordo bene, da quella partita là il presidente lo mise a stipendio come a prestazione. E solo non mi merda può fare questo. Giustamente chi di noi professionista non avrebbe detto: senti, tu ci hai rotto un bip, ma virarei. E questo è il nostro Paolo Cannavaro. Purtroppo a malincuore se n'è dovuto andare, ma non è che ha tradito la nostra città come hanno fatto ugualuta, che cantava sotto la curva fino al mese di giugno e poi è scappato 2 kg sicchi lo trubendino. Quindi voi dicete: ma parlo sempre la stessa cosa. No, parlo perché voglio far capire che ieri il nostro grande, immenso Paolo Cannavaro, nonostante, dico nonostante, che sia andato nel Sassuolo, è venuto sotto la curva, è stato omaggiato dalla curva con un mazzo di fiori e ha cantato insieme a noi Un giorno all'improvviso. Questa è la cosa più bella, è la cosa più bella perché, ecco, qua fa capire chi è il vero napoletano. Ma quello che stai pensando io, no? Quello che stavo pensando io, facendolo fa ognuno là, ognuno per cerì, facendolo fa perché non c'era insieme a lui? Sono due napoletani, Insigne e Cannavaro. Giustamente, visto che il nostro ex capitano si era prodigato ad andare sotto la curva e a cantare, a saltare ai nostri cori, come mai non l'ha fatto compagnia pure Ognometto là? Avete capito Ognometto chi sto parlando, no? O Bruccio si aiuta, che si spaccia per napoletano, voglio decidere che è pulito, decidere che è pulito, ma potete parlare fino all'infinito, è inutile che scrivete sottoposto, ma che c'entra il migliore, quale migliore? Se era il migliore stava già dal mercato e se stava già dal mercato, a mo che valesse mi sa chi lo servizio a voi che lo sostenete, ma sapete a quanto valesse mi sa chi lo servizio? Se era un giocatore che ci teneva la maglia, faceva sta mutuo al procuratore, invece no, l'ha fatto scatenare al procuratore proprio quando abbiamo avuto il colpo di Igualuta. Questa è proprio la vergogna totale. E quindi questa è la differenza, questa è la differenza tra uomini e qua, che uomini si è dimostrato ieri il nostro ex capitano Paolo Cannavaro, che nonostante che sta in un'altra squadra che ha finito di giocare quella partita, dopo i 90 minuti a saltare e a cantare con noi. Ma io un applauso ci voglio fare, quelli sono uomini, non quelli che si vogliono rendere protagonisti e poi non servono a niente. Quelli si rendono uomini. Non parlo per la percezione della partita, io parlo come cristiano, come essere umano, perché ieri non c'è niente da dire, ieri ha fatto un bel gol con una deviazione
manca a fare apposta di Paolo Cannavaro che ci ha alzato la palla. È stato uno dei migliori in campo insieme a Koulibaly, Insigne e Hamsik. È stato uno tra i migliori in campo, quindi alla fine non posso dire niente. Io sto parlando a livello, dicetemi che è pulito, voi potete parlare fino a di mano, voi potete parlare fino all'infinito, ma un vero napoletano, un vero tifoso del Napoli, è inutile che faccia ritto, ve l'ho detto pure ieri stavo nervoso, ve l'ho detto diversamente, però ma lo dico uguale, però con più calmezza. È inutile che facete per benist, bip, va, non voglio dire parole, ma è inutile che fate i perbenisti del bip. Chi ama quella maglia azzurra, chi ama la maglia azzurra, e la si vede scaraventata a terra, sapete? Là riesce a capire, ma come chi ci tiene alla maglia, è inutile che mi venite a dire, perché io anticipo pure in risposta vostra, è inutile che mi venite a dire, quello stava in un momento di rabbia, tutti ce lo abbiamo avuto il momento di rabbia, tutti i giocatori nella storia del calcio Napoli hanno avuto il momento di rabbia, sono stati fischiati quando non andavano bene, e come diciamo pure Gargano, Walter Gargano è stato fischiato a Napoli, però non si è mai, e dico mai, nella storia calcistica del calcio Napoli, né lui a scaraventare la maglia a terra. La maglia, quella maglia là che io amo, quella maglia azzurra, non si è mai permessa, e qua mi ha fatto venire lo schifo come essere umano di quella persona. Come calciatore a me non mi dice niente, fa sempre le stesse cose, sempre uguali. Ormai è un giocatore schemato. Se ti guardi per 3 o 4 volte un video delle sue partite, è come se ti vedessi 100 volte un film la Bella e la Bestia, è così, è uguale, è sempre la stessa cosa. Che chi va là dentro, vede un mostro, poi si diventa principe, è così, è sempre la stessa cosa, è così, è insieme. Poi io fu di reagire, un po' paziente di reagire, uno ha buttato in, ma sempre con una deviazione, sempre. Mo, capito? Che sia la differenza, io perciò l'ho odiato, e ditemi quello che volete, che è un vero tifoso del Napoli, che ama quella maglia, chi non si è offeso e chi non ha schifato, e chi stummanicchio per quel gesto, per me, secondo me, non è tifoso del Napoli, no, non è tifoso del Napoli. Ma permettetemi di dirvelo, per me quel gesto là, se da quel gesto là non nata schifata, per me quello non è un vero tifoso del Napoli, è un tifoso a convenienza, cioè che sì, va buono, ok, è grande. Ieri ha segnato, ve l'ho detto, ha fatto una grande partita, complimenti, ma un uomo umano è una merda, per me. Parlo di uomo, come calciatore per me, come ho sempre detto nel video, per me è un mezzo giocatore insieme. Un mezzo giocatore è un manicchio per Cirillo. La differenza tra un manicchio e un uomo. Insieme, un manicchio, Paolo Cannavaro. Grande applauso per Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, lo ripeto, ieri dopo i 90 minuti di Napoli-Sassuolo è venuto a saltare e a cantare insieme a noi. Questa è la differenza tra uomo e un manicchio, e qua. Questo non è manco un manicchio, è un qua. Questo è il discorso, raga, e quindi voglio omaggiare, voglio dire grazie, ma grazie di cuore al nostro grande ex capitano Paolo Cannavaro, perché tu rappresenti la maglia azzurra, pure che non la indossi più, ma tu sei stato e sarai sempre qui, sempre Paolo, sempre. E ritornando al discorso di prima, se chi l'umanicchio per Cirillo,
era un grande giocatore a quest'ora, cari amici che lo sostenete. Non giocava più del Napoli perché a Moco vi aveva girato le spalle e se ne sarebbe andato. Ma da un pezzo, ma sapete da quanto? Poi voglio dire un'altra cosa e concludo per la partita di ieri. Ieri pure Sarri mi ha fatto un po' innervosire perché effettivamente è così. Sarri non mi può mettere a Mertens quando sa perfettamente che è diffidato, mi toglie a Gabbiadini che poi alla fine stava facendo il suo, stavamo sull'1-0, poteva pure entrare un altro gol dentro e non mi poteva mettere perché effettivamente visto che c'è facciamo e fa sì, 90 minuti fino a gennaio che se ne va, visto che c'è facciamo e fa, è inutile che mi rischi Mertens che manca a farlo apposta, stato ammonito e mi salta la partita con l'Inter, quindi mo caro Sarri a chi è cagato cazzo, quindi è vero che giochiamo a Napoli però ultimamente Sarri si sta troppo fissando con le stessi cambi, fa sempre la solita cosa, il modulo è sempre lo stesso. Rog ammaccattato solo per portare le borse di acqua calda, in tal caso uno c'ha freddo, ce la mette vicino alle cosce, alle gambe, e quindi per sostenere un po' sta causa di borse di acqua calda, così ci porta. Ma questo l'abbiamo comprato per portare le acque, diciamo le borse di acqua calda, per fare riscaldare più facilmente i muscoli. Ecco qua Rog. Ma come si fa? Siamo a mese di gennaio, Rog ancora non ha fatto una mezza partita. Se parli con Sarri non è pronto. Sì, capisco che la lingua, ma accattati un microfono, un traduttore, qualcuno. Ma scusa, poi mi viene a fare una conferenza stampa che mi dice se stavamo su 2-0 mettevo Rog. È inutile che piglio per scema, Sarri, con tutto il rispetto e con tutto il bene che ti voglio, perché ti stimo come allenatore, però è inutile che prendi per il culo perché non l'avresti messo nemmeno sul 2-0. Chissà se lo vedremo, chissà se lo vedremo. Ecco qua, raga. Questo vi volevo dire, questo video era solo per dire grazie Paolo Cannavaro, nostro ex e grande capitano. Grazie, sei il migliore e sei uno di noi. Ciao, un bacione e forza Napoli.